Domenica 15 agosto si è svolta l'edizione 2010 della plurisecolare Mostra Mercato degli Uccelli, organizzata dal Comitato El Gavinel a Serravalle di Vittorio Veneto. Chi c'era già all'alba però erano gli uccelli del concorso Canoro e i loro proprietari. Più di un'ottantina gli espositori presenti alla plurisecolare Mostra Mercato di quest'anno, per un totale di circa 400 esemplari esposti. Particolarmente numerose le quaglie, quasi un centinaio, mentre diversi altri gruppi hanno sfiorato le 50 unità. Alla chiusura delle biglietterie sono state quantificate in circa 10.000 le persone che hanno visitato la mostra mercato, un dato in linea con quello dell'anno scorso, ma che gli organizzatori registrano con particolare soddisfazione, visto che le previsioni del tempo sono state fino all'ultimo estremamente incerte. Molti i visitatori stranieri presenti a Serravalle la mattina di Ferragosto, che hanno partecipato alla passerella cinofila che si è tenuta in via Paravicini. Proprietari di cani che hanno partecipato al Family Day con il cane di casa. Sono arrivati perfino 3 proprietari dalla Francia e uno dalla Svizzera. Quest'anno ha esordito anche la nuova disposizione degli espositori, con le bancarelle più strettamente commerciali raggruppate in via Sant'Andrea, dove non è stato necessario pagare il biglietto per visitarle. In via Antonello da Serravalle l'hanno fatta da padroni gli animali da cortile, in via Petrarca gli uccelli, gli artigiani e i rettili, in via Paravicini i cani e le farfalle. Buongiorno a tutti. Un minuto che arrivi il presidente del comitato Gavinel e iniziamo le premiazioni dei canori e di alcuni gruppi vincitori delle loro categorie. Invito intanto il sindaco sul palco se ha la cortesia di fare un saluto alla città. Intanto buongiorno a tutti, un grazie e benvenuti nella città di Vittorio Veneto, un grazie naturalmente agli organizzatori per quello che fanno, ormai diciamo centenaria plurisecolare fiera degli uccelli di Vittorio Veneto e naturalmente non si sente? Il gruppo del Gavinel che organizza, quindi i volontari che lavorano naturalmente per questa manifestazione. Come sempre complimenti perché effettivamente organizzare non è facile, il tempo è stato clemente oggi con voi perché effettivamente le prospettive di ieri non erano delle migliori, ma credo che questo sia fortunato perché effettivamente l'organizzazione deve avere anche un po' di fortuna giustamente, quindi un grazie ancora e naturalmente a disposizione della vostra associazione. Ecco, io vorrei ringraziare anche ufficialmente la Croce Rossa Italiana che si sta schierando attorno al palco a fare il corollario e ecco che arriva anche il nostro presidente e iniziamo subito con le premiazioni. Ecco il saluto tra il presidente e il sindaco. E possiamo iniziare. Inviterò sul palco il signor Pagotto Cipriano di San Piero, della categoria Tordi, premia il presidente. Per la categoria Lodole il signor Campardo Antonio di San Piero. Signor Campardo, ecco intanto che non è il signor Campardo ma il nostro veterinario di servizio, il dottor Piccin. Ecco il sindaco che premia il signor Campardo. Selvi, Claudio, premio il dottor Piccin. Categoria quaglie, Piazza Lino, premia il signor Maresio in rappresentanza delle giurie della Federazione della Timor.
categoria Brispoloni, Bottordini per chi non li conosce, Modulo Silvano, premia il nostro presidente. Quella del 2010 è stata un'edizione del tutto particolare per la plurisecolare mostra mercato e per il comitato Il Gavinel, perché ha coinciso con i 50 anni di presidenza del comitato stesso da parte di Pierfrancesco Comis, che poco prima delle premiazioni del concorso Canoro è stato a sua volta premiato con una targa dei volontari del suo comitato. Parole affettuose nei confronti di Comis, che domenica 15 agosto ha anche compiuto 81 anni, sono arrivate dal sindaco di Vittorio Veneto, Gianantonio Darè, presente sul palco delle premiazioni. Per consegnare una targa di torto al presidente dell'associazione per i suoi 50 anni di presidenza del comitato Gavinel. Ringrazio senz'altro le persone che sono venute da oltranze, diciamo così, tanto per dare un'importanza, e che dà un tono particolare anche alla nostra manifestazione. È un tono sul quale ci teniamo del tutto. Il fatto di avere presenze straniere ci onora, però altrettanto onore lo abbiamo dalle presenze di tutti coloro che qui vengono a partecipare e a vivere a questa bellissima manifestazione che, guardate un po', anche il tempo è cambiato. Dalla pioggia direi quasi torrenziale di ieri siamo passati a un sole bello, tranquillo. È un sole poi che non scatta eccessivamente, quindi permette a tutti di vivere con più serenità e di passare ore liete in nostra compagnia. Grazie a tutti quanti, grazie a voi. Complimenti al Presidente per i suoi 50 anni di lavoro, perché effettivamente se questa fiera continua ad andare avanti lo si deve veramente al suo impegno, a riuscire a mantenere sempre questa straordinaria forza di amici che continuano a mandare avanti questa grandissima tradizione. Quindi complimenti ancora Presidente e le auguro altri 50 anni naturalmente.